Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Sono molto contento di averti oggi in studio con me, Giovanna Cusumano. Buonasera. Grazie, sono molto contenta io di esserci veramente. Senti, com'è andata questa raccolta di firme del registro della legalità? Che è un po' un'idea tua, nata, non so, me lo devi dire, come nasce questa idea? Allora, l'idea nasce ormai qualche mese fa, diciamo che nasce all'indomani dell'arresto del latitante di San Luca, quando, non so se ricordate l'episodio, all'uscita c'è stato esattamente il baciamani da parte di un cittadino di San Luca. E allora ancora una volta, se ricordate, i media nazionali, più che occuparsi dell'arresto diciamo importante che era stato fatto alle forze dell'ordine, hanno ancora una volta stigmatizzato il baciamani. Quindi ancora una volta i calabresi, i reggini nello specifico, sono quelli del baciamani, sono quelli diciamo assoggettati a determinate logiche, a una determinata cultura o meglio sottocultura. Ecco che io devo dire, ho detto no, bisogna comunque provare a far capire al resto del paese che la Calabria non è quella, che Reggio Calabria non è quella, cioè è molto molto altro. C'è sicuramente l'andrangheta, lo sappiamo, chi lo nega è uno sciocco o è un delinquente, chi non lo possiamo negare certamente, però c'è soprattutto tanta gente per bene, che fatica molto per fare il proprio lavoro, per fare quello che altrove, io dico, diventa ordinario e dalle nostre parti diventa straordinario. Fare l'avvocato è molto più difficile a Reggio Calabria rispetto a Milano, è molto più difficile fare il medico, è molto più difficile fare qualsiasi mestiere, anche dal più semplice al più importante. E io vorrei che si ponesse attenzione. Non è vittimismo il nostro. Assolutamente, è consapevolezza delle difficoltà oggettive di cui soffre questa terra, per ragioni ataviche e per diciamo altre ragioni che probabilmente non siamo riusciti a sradicare, perché insomma io sono anche molto autocritica, io la amo moltissimo la Calabria, ma proprio perché la amo tanto sono molto critica nei confronti della Calabria, perché non è sufficiente dire che le condizioni oggettive, l'assenza dello Stato ha determinato le condizioni in cui oggi si trova la Calabria. La Calabria si è resa anche, come dire, protagonista in modo infelice di questi risultati, e se noi non lo diciamo non possiamo partire da un'analisi oggettiva e, come dire, provare ad adottare quei correttivi che potrebbero essere importanti invece. Allora, vedi quelle immagini, leggi gli articoli della stampa nazionale, ti senti toccata come calabrese, ma la Calabria non è questa, bisogna fare qualcosa, bisogna reagire, bisogna, come dire, chiamare a raccolta la cosiddetta società civile. Allora, quale altro passo hai fatto dopo aver maturato questa idea? Poi il passo è stato quello di lanciare, in fondo tutto nasce da un post che lancio su Facebook, sul mio profilo Facebook. Io dico bisognerebbe adottare, cioè bisognerebbe invitare i sindaci dei comuni calabresi ad adottare dei registri simbolici di cittadinanza. Bisognerebbe cominciare a, diciamo, accanto a quelli che sono, come dire, i registri di cittadinanza di cui ogni comune è dotato e che vorrei ricordare, perché insomma magari per me e per i miei colleghi è facile sapere che i registri sono quelli che danno informazioni sui cittadini, no? Noi abbiamo il registro di cittadinanza, il registro, come dire, di nascita, di matrimonio, ora anche delle unioni civili e quant'altro. Quindi in un comune, se vuoi avere informazioni su quella comunità, devi andare chiaramente ad attingere ai registri di stato civile. Allora l'idea qual era? Andiamo a creare un registro che parli di una cittadinanza consapevole, di una cittadinanza che dice no alle logiche e alla sottocultura andranghetista, di una cittadinanza che diventa in qualche modo coesa, presente, numerosa, e che si identifica, perché in fondo, diciamo, l'idea del simbolo è quello di creare coesione sociale. Per cui qual è la migliore idea? Quella di creare un ulteriore registro, un registro che io chiamo di cittadinanza consapevole e che ha ricevuto, perché la mia è stata l'intuizione. Poi tu scrivi questo post, seguiamo tutte le fasi, scrivi questo post su Facebook, sulla tua pagina, cominciano ad arrivare una montagna di... Cominciano ad arrivare una serie di mi piace, like, sapete, insomma, come funziona ormai, come funziona Facebook, e un illuminato tuo collega, giornalista,
e ritiene che quella notizia fosse degna e meritevole di stare sulla prima pagina della regionale. Quindi stiamo parlando di un quotidiano locale, del quotidiano del Sud, e io lo dico perché in realtà è nata in maniera davvero molto spontanea questa situazione, per Quindi cui ci ritroviamo... prende il post, scrive che c'è questa... Quindi scrive nella prima, apre, perché dopo quella circostanza c'è stato un intervento delle istituzioni, quindi interviene il procuratore aggiunto della Repubblica di Reggio Calabria, il dottore Giuseppe Lombardo, a stigmatizzare l'atteggiamento, insomma a dare una strigliata, se vogliamo anche, no, alla comunità reggina, e interviene il prefetto di Reggio Calabria. Per cui io mi ritrovo su una pagina regionale con uno spazio, devo dire, anche sovrabbondante rispetto allo spazio che era stato dedicato alle istituzioni. Da là ci ritroviamo io e il prefetto, è stato quasi come dire un segno del destino, io il prefetto e il procuratore Lombardo. Al procuratore Lombardo l'idea di istituire il registro è piaciuta moltissimo, devo dire che ha detto dobbiamo parlarci, è un'idea che va sostenuta, per cui lo vado a trovare e cominciamo a dare concretezza al progetto. Siamo arrivati al 5 dicembre a presentarlo al Teatro Cilea, con il supporto di tutta la Procura, quindi diciamo il supporto e la condivisione piena della Prefettura, perché il Prefetto ha accettato di tenere questo registro nella sede della Prefettura in via permanente, per cui noi ci siamo dotati, siamo la prima città d'Italia che si è dotata di un altro registro, che è il registro di cittadinanza consapevole, di cittadinanza attiva, per cui devo dire che non mi aspettavo questo riscontro, quindi le istituzioni ci sono state tutte. E poi man mano mette questo registro e la gente ha cominciato a venire a firmare. Lo presentiamo chiaramente in una cornice, vista la presenza anche numerosa delle istituzioni, la presenza di tanti studenti, perché ci siamo immaginati, ci immaginiamo di continuare a divulgare chiaramente la partecipazione di cittadinanza attiva, soprattutto rivolgendoci agli studenti. Sono i nostri primi interlocutori, sono loro che si devono immaginare una Calabria diversa. Noi dobbiamo provare, come dire, a lasciare le fondamenta più solide rispetto a quelle che gli stiamo consegnando e di cui dobbiamo profondamente vergognarci. Ma i cittadini comuni poi hanno... I cittadini comuni stanno rispondendo con più difficoltà, molta più difficoltà. Perché secondo te? Qui le dinamiche possono essere più varie, è chiaro che non mi aspettavo da chi è simpatizzante, lo uso mettendoci le virgolette, di certa sottocultura un'adesione al registro, però la cosa un po' che mi sorprende è che anche per coloro che si sono sempre della società civile, che si sono anche spesi contro il fenomeno dell''ndrangheta, che hanno sempre adottato iniziative anche importanti e coraggiose. Esatto. Il presidio, sì, ti scrivono in privato dicendoti che sono molto a favore, quasi colpiti, però insomma, però poi la firma manca, e allora quando tu chiedi ma perché non firmi il registro, allora c'è chi ti dice non lo firmo perché si potrebbe fare questo e quest'altro, ora tu stai ad ascoltare, dico io sì, questo io lo capisco, è vero, si potrebbe e si deve fare questo e quest'altro, ma perché il registro no? Il registro insieme a questo e quest'altro. Cominciamo, cioè l'idea qual è? Di cominciare a fare qualcosa, perché non è il calabrese, soprattutto il reggino, che ha tantissimi pregi, ha un gravissimo difetto, è quello di dire sì però. Intanto se è un sì, io lo sostengo, e poi aggiungiamoci però tutto ciò che vogliamo. C'è chi mi ha detto ci sono state troppe istituzioni, quindi è sembrata, come dire, è sembrata quasi un'uscita troppo istituzionale e poco vicina al popolo. E allora io rispondo e approfitto e lo faccio da questa autorevole sede, io dico se le istituzioni non ci avessero creduto, almeno quanto ci ho creduto io, questo registro non sarebbe mai balzato agli onori della cronaca, questo registro non sarebbe mai diventato autorevole. Se io non avessi avuto il supporto della Procura, il supporto diciamo della Prefettura, dove l'avremmo tenuto questo registro noi? Perché la gente avrebbe dovuto identificarsi? Cioè se un avvocato come sono io, quindi un libero professionista, innamorato della sua città, innamorato della Regione Calabria,
con un senso autocritico anche molto forte, perché avrebbe dovuto da sola ricevere l'adesione e l'attenzione da parte della comunità. È evidente che io avevo necessità che questo registro non fosse una petizione popolare, questo registro deve diventare parte integrante dei registri di cui è dotato un comune. Ecco perché serviva il supporto delle istituzioni. Le istituzioni hanno fatto la loro parte, è chiaro che non c'è bisogno che il Presidente del Tribunale, perché l'hanno firmato tutti i Presidenti del Tribunale del Distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria, venisse a firmare per dire io sono contro la sottocultura andranghetista. È evidente che lo è un esempio, dà l'esempio, ma a me l'esempio io voglio che arrivi dalla società civile, dalla comunità, dalla società che deve cambiarla questa cultura. Poi c'è la lettura infarcita di dietrologia, no? Del tipo chissà dove vuole arrivare, perché fa il registro, che c'è dietro. Sì, esatto. Sì. Questa è un'altra caratteristica del calabrese, no? Non si immagina mai che l'iniziativa, però questa iniziativa nasce il 4 giugno. Allora l'idea, e voglio dire, abbiamo la prova documentale, io faccio l'avvocato, quindi vado avanti anche a prove, no? Dico, è provato per tabulas che l'idea del registro nasce il 4 giugno, quando ancora obiettivamente immaginarsi di cominciare una campagna elettorale sarebbe stato davvero, no? Fuori tempo, diciamolo. Quindi nasce spontaneamente. Poi i tempi della programmazione, l'organizzazione, che è facile mettere insieme tutte le istituzioni. Anzi, tutto sommato, se pensiamo che il 4 giugno l'abbiamo lanciata, il 5 dicembre la presentiamo iniziativa con tutte le istituzioni presenti, è sceso addirittura il Ministro degli Interni a firmarlo. Allora vorrei dire, insomma, per una volta si dice una cosa e si fa. Ma è un registro che nasce da una ben chiara, come dire, parte politica? No. Io il registro, mi assumo la paternità del registro, non l'ho fatta come esponente, come appartenente, come simpatizzante di un partito politico, anche perché credo che ci siano temi che vanno al di là e al di sopra di ogni appartenenza partitica. Io credo che ci siano temi in cui le forze politiche tutte devono ritrovarsi unite, quindi non mi sarei mai sognata, tant'è vero che io gli inviti per la sottoscrizione del registro già al momento della presentazione ufficiale li ho rivolti a tutte le forze politiche. Quindi, in modo assolutamente trasversale. Ma adesso rimane a Reggio questo registro? No, il registro che in questo momento resta in prefettura, perché non togliere il simbolo non è opportuno. Ci siamo immaginati col dottore Lombardo, di fare dei registri itineranti, quindi creare dei registri che comunque confluiscono poi in questo registro tenuto nella nostra prefettura. Diciamo che quello regionale dovrebbe essere. Quello è, come dire, sì, quello è il registro generale, e poi abbiamo i figli, no, del registro generale, che noi ci auguriamo vengano adottate dalle varie realtà, da altri comuni calabresi, ma non solo calabresi, perché già abbiamo avuto la richiesta dell'adozione del registro fuori dall'Italia addirittura, da parte di una comunità che vive a Budapest, la comunità calabrese che vive a Budapest, ma noi vogliamo lanciarlo nelle nostre realtà. È previsto un percorso itinerante, no? Sì. In tutte le città calabresi, le altre città calabresi. Sì, io mi voglio fare carico di presentarlo con tutte le forze politiche che hanno voglia di sostenere questa iniziativa, con la società civile che ha voglia, con il mondo dell'associazionismo, non necessariamente istituzionale, cioè il supporto istituzionale sappiamo già che c'è, quindi adesso noi non abbiamo necessità del supporto istituzionale, abbiamo necessità della politica, quello sicuramente, abbiamo necessità di tutta la politica, e lo ribadisco ancora una volta, abbiamo necessità della società civile, il mondo dell'associazionismo che in prima linea si batte per cambiare la cultura. È presente il mondo dell'associazionismo? E noi a quello ci stiamo rivolgendo adesso, il mondo dell'associazionismo, se c'è, e c'è. Se è vero, come è vero, che è sempre battagliato per cambiare la mentalità di questa sottocultura andranghetista, allora lo supporti il registro, perché individuare una comunità calabrese numerosissima, forte, coesa, che dice in maniera chiara, apponendoci una firma, perché io sto pigliando un impegno serio nel momento in cui sottoscrivo un impegno,
perché lo sottoscrivo, ci metto la mia firma. Io mi immagino come un rapporto contrattuale, no? Io che metto la mia firma, prendo un impegno contrattuale con la mia comunità dicendo no, io mafioso mai, no, io colluso mai, io l''ndrangheta, la mafia, la voglio distante. Da quello che sarà il mio percorso, può essere politico, può essere professionale, può essere qualsiasi cosa. Senta, c'è stato qualcuno dei suoi amici a dire ma chi te lo fa fare? Molti. 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 Perché chi te lo fa fare? Che hanno fatto hanno sottoposto alla tua attenzione questa riflessione? Qualcuno per eccesso, io dico, di affetto, no? Perché comunque ti sovraespone, quindi sei sovraesposta, ma chi ti chiama, perché tu fallo fare alle istituzioni, quindi chi è in buona fede lo ha fatto per affetto, chi non è in buona fede l'ha fatto per altre ragioni che voglio ignorare. È cambiato il tuo rapporto con la città, con i tuoi concittadini dopo la nascita di questo registro? Io la città la conoscevo, una città che mi ha sempre vista presente anche insomma, in quelle che sono state le mie battaglie politiche, quindi comunque non sono, diciamo, sono una che ha vissuto solo di avvocatura fino al giorno prima del registro. Comunque l'impegno di portare avanti battaglie di genere, ecco, perché mi sono occupata a lungo di quello, insomma, lo sanno molto bene i miei concittadini che non mi sono mai tirata indietro e che le ho fatte anche in modo assolutamente trasversale. No, è cambiato, qualcuno è diventato più gentile, qualcuno un po' più ostile. Gli spazi non ti consentono, no? Cioè, quando ti conquisti in maniera spontanea uno spazio, c'è stato qualche commento su Facebook molto becero, quello sì, quello me lo ricordo, di chi anche peraltro ha una cultura, di chi ha, come dire, un percorso, e lì c'è stata una ferocia da parte anche di qualche signora, di qualche tua collega, no? È come se non ti perdonano l'idea che può aver ricevuto questo largo consenso. Ecco, a Reggio Calabria, in Calabria, secondo me, se hai un'idea che poi comunque viene realizzata ed è un'idea ritenuta positiva, viene vista con sospetto, sì. O comunque il sospetto ci piace immaginarcelo, ecco, io direi di più, se mi consenti. Senti, io ho avuto l'esperienza che sei stata presidente della Commissione regionale pari opportunità, quindi hai, come dire, hai toccato con mano anche gli ambienti della politica, no? Poi al Comune di Reggio Calabria, insomma, conosci un po' di quello che si muove nell'agone della politica. Ecco, come ha reagito quell'ambiente che tu conosci bene a questa, io la chiamo provocazione, fra virgolette, va bene? Quell'ambiente è rimasto in parte silente. Io devo dire che l'ha quasi ignorato, una parte della politica l'ha quasi ignorato questo registro, si è probabilmente anche infastidita. Ma secondo te volutamente o perché ritiene un'iniziativa così? No, non può ritenerla l'iniziativa, adesso non vorrei fare un'affermazione che sembrerebbe apparentemente presuntuosa, ma non lo è. Non può essere ritenuta poco rilevante un'iniziativa se ritiene quel supporto istituzionale, se riceve quel supporto istituzionale. Quindi la mancanza di rilevanza, come dire, è provata, è smentita per tabulas, diciamo così. Quindi chi l'ha, come dire, l'ha deliberatamente ignorata, probabilmente non ha accettato che i riflettori si siano spostati un attimo su questa città così complessa, così difficile, un'iniziativa così forte, in un momento anche particolare, perché per mera combinazione noi ci siamo ritrovati a presentare il registro al momento in cui partiva anche la campagna elettorale di queste politiche, no? E devo dire che quando è sceso il ministro Minniti, io lo devo dire che non appartiene alla mia area di appartenenza politica, però l'onestà intellettuale non mi è mai mancata ed è una cosa che rivendico sempre.
Devo dire che ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, invitando tutte le parti politiche, ed è quello che io oggi voglio fare qua, voglio ribadire. Invito tutte le parti politiche, la mia soprattutto, ma le invito tutte, ma la presenza di Minniti, diciamo, voglio dire, comunque ha rappresentato una presenza importante per quella parte politica. Io invito la mia parte politica invece a farsi... Tu sei iscritta? No, io non sono iscritta a nessun partito politico in questo momento, sono una simpatizzante del centrodestra, di un centrodestra sicuramente moderato, però quello sì. E ho sempre, cioè anche nei ruoli che ho ricoperto, i ruoli istituzionali che ho ricoperto, li ho sempre ricoperti in un'area di centrodestra. Senti, adesso cosa chiedi alla politica in vista della campagna elettorale? Questo che stavi dicendo? Un impegno serio. Io dico, potrebbero, con un atto anche di coraggio, perché chi mi dice, e lo posso anche capire, mi dice io non ho bisogno di mettere una firma per dire che sono contro l''ndrangheta. Io dico è vero, non ci sarebbe bisogno di niente allora, perché è chiaro che ciascuno di noi è, tanti, soprattutto la maggioranza, siamo persone per bene, non abbiamo bisogno di fare gesti eclatanti, ma i simboli servono a quello, altrimenti non faremmo il 25 novembre, non faremmo le ricorrenze contro la violenza sulle donne, se non ci fosse la simbologia delle scarpette rosse. Mi dite qual è il senso? Il senso è intanto richiamare l'attenzione sul tema. Noi sappiamo di vivere in una regione che non è immune da questo problema, che l'ha tenuta in una situazione di sottosviluppo fino ad oggi, quindi negarlo significa proprio voler ignorare la situazione in cui vivi. Noi non ce lo possiamo permettere, Attilio, perché è una regione che sta morendo soffocata, e allora l'impegno è quello di farlo forte. Io non voglio i voti dell''ndrangheta, io firmo il registro perché non voglio i voti dell''ndrangheta. Se una competizione, più una competizione libera, più una competizione democratica. Ci fermiamo alla pubblicità tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora torniamo in diretta, c'è con noi Giovanna Cusumano, stiamo parlando del registro della legalità e prima della pubblicità aveva accennato a un appello da rivolgere alle forze politiche, ai candidati che tra un po' conosceremo, vedremo chi si contenderà i seggi in Calabria. Qual è questo appello che vuoi fare? Allora, l'appello è che le forze politiche devono partire chiaramente i segretari di partito, e le forze politiche, quindi tutte, chiedano ai loro candidati un impegno preciso, apponendo una firma sul registro, che noi speriamo venga adottata da tutti i comuni calabresi, per dire no, io i voti dell''ndrangheta non li voglio. Io farò una campagna elettorale, faccio una campagna elettorale, lo urlo e lo sottoscrivo mettendoci una bella firma su quel registro, che mi dice un registro di cittadini. Io sono un cittadino consapevole, so qual è il territorio nel quale vivo e dico a gran voce che io i voti dell''ndrangheta non li voglio. Senti, naturalmente è disponibile tutti i giorni, chiunque può andare a firmare, sì. No? Non ci sono degli orari, non ci sono dei giorni stabiliti, no? No, gli orari dell'apertura è la prefettura, quindi la prefettura sapete perfettamente che non sta aperta certamente due ore al giorno, quindi gli orari d'ufficio si può andare a firmare. Però dico di più, poiché ci è stato chiesto già da qualche comune, anche della provincia di Reggio Calabria, io vorrei che lo chiedessero anche i sindaci degli altri comuni calabresi, potrebbe essere un bell'impegno. Noi abbiamo, appunto, come dicevo prima, abbiamo pensato a questi registri itineranti, quindi siamo disponibili a fornire, come dire, i figli del registro che è tenuto nella prefettura, affinché chiunque possa andare a porre una propria firma, perché mi sono sentita devo dire che in qualche piccolo comune della provincia di Reggio, qualche cittadino semplice, comunista, ha detto io vorrei andarlo a firmare, ma non ho la possibilità perché magari era avanti con l'età di recarmi fino alla prefettura e quindi, diciamo, andare a firmarlo. Ecco perché l'idea del registro itinerante. No? Per andare incontro alla se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto, come si suol dire. Quindi a quel punto noi abbiamo intenzione di presentarlo presso le associazioni. Se le associazioni sono disponibili
ne daremmo anche agli ordini professionali, anzi io inviterò gli ordini professionali ad adottarne un registro e fare un invito a tutti gli iscritti agli ordini professionali di apporvi una firma, quindi sarà capillare la divulgazione del registro. Io non ho nessuna difficoltà, laddove mi si chieda le ragioni del registro, qual è la ratio del registro, di andarlo personalmente a presentare, e non solo in Calabria. Non c'è né io né il dottore Lombardo, lo faremo con grandissima gioia, perché siamo veramente convinti che è un modo per dire ai tanti che non hanno voce, che una voce ce l'hanno, perché non si può pretendere diciamo, di chiedere ad un singolo cittadino di fare l'eroe. A un singolo imprenditore non gli puoi chiedere di fare l'eroe, però se quel singolo imprenditore che dice no a determinate logiche sa che c'è una comunità numerosa che dice lo stesso no, non si sentirà solo. Ecco, è un luogo, quando parlo di creare una coesione sociale, di riconoscersi, è un luogo fisico che viene offerto a chi lo vuole, a chi lo vorrà. Il sindacato ha firmato? Ha firmato il sindacato CISL, la segretaria Furlan, e quindi anche chiaramente la segretaria di Reggio Calabria, la Perrone. Il sindacato ha dato la sua piena adesione, ma anche il Presidente della Camera di Commercio, quindi l'idea adesso è di farlo uscire, il Questore di Milano. Il Questore di Milano, l'ha firmato il Questore di Milano, che è reggino di nascita, e quindi in occasione di una sua visita a Reggio Calabria ha avvertito l'esigenza di lasciare la sua firma. Ha ricevuto firme importanti questo registro. Ti aspettavi adesioni che non sono arrivate? Sì. Parlo anche di società civile, è molto semplice. Dicevo prima, c'è un associazionismo importante in Calabria, no? Che è sempre in prima linea, quando si tratta insomma, di fare delle manifestazioni in occasione, non lo so, della morte di Falcone, di Borsellino, eccetera, no? Che poi, ma anche in occasione della morte, che viene in qualche misura celebrata, anche il giudice Scopelliti, che è un giudice reggino, quindi c'è un fermento da questo punto di vista. E allora io credo che quel tipo di associazionismo, quell'associazionismo, dovrebbe essere il primo a dotarsi di un registro, il primo a chiedere ai propri associati di porre una firma. Allo Stato no? Allo Stato non mi risulta ci sia stato un impegno in tal senso. E la Chiesa? La Chiesa c'è. La Chiesa c'è. C'era il Vescovo Morosini alla prima presentazione e ha preso un impegno pure il Vescovo Morosini, quindi è una bella presa di posizione da parte della Chiesa. No, negli ultimi tempi la Chiesa si è molto discusso, no? Di questa presa di posizione importante, necessaria, forte. Diciamo, si è svegliata, ha dormito a lungo. Diciamo, io ho detto, uso un termine scientifico di biologia, è stato in una fase di quiescenza che ha creato come dire, anche qualche malumore, qualche difficoltà anche da parte di chi è particolarmente credente. No? Io per esempio non sono una praticante, sono una che ha sempre guardato con attenzione, non con sospetto, con attenzione, il mondo clericale, che ha un potere forte. E allora il mondo clericale deve scendere in prima linea su queste battaglie. Senti Giovanna, tu credi ancora nella politica? Sì. E forse io ho una sorella gemella che fa l'avvocato come me e che insomma dico sempre meno male che c'è, perché altrimenti il mio impegno politico non avrebbe potuto esserci. Che mi dice tu morirai, se morirai come Alice nel Paese delle Meraviglie. Lei dice che non mi rassegno all'idea che questa politica non debba cambiare, in realtà io non mi rassegno, cioè a me piace l'idea di credere che ci sarà anche in Calabria, anche in Italia, una politica degna di essere chiamata tale. Secondo te i partiti oggi sono attrezzati per intercettare le istanze dei cittadini? Io credo che se i partiti prestano sì, possono essere attrezzati, perché i partiti diciamo che spesso non hanno interesse a recepire le istanze, perché rispondere alle istanze significa dover lavorare sodo. Senti, la politica è tutta al maschile ancora?
La politica è quasi esclusivamente d'appannaggio maschile in Italia, c'è poco, sappiamo benissimo che questo è l'ultimo Parlamento è stato un Parlamento molto numeroso di presenze femminili, ma io vorrei dire una cosa, guarda, mi basterebbe che, come dire, che la politica fosse di appannaggio della qualità, a prescindere dal genere, mi piacerebbe quello. In Calabria una donna che fa politica trova quali difficoltà secondo te? Tante difficoltà. Allora, io per la mia esperienza, io mi considero una professionista, come dire, in qualche misura prestata alla politica, quindi non è certamente la mia professione fare politica e non credo debba essere professione di nessuno fare politica. Io credo che fare politica, bene o male, secondo quelle che poi... tempo, dici? Secondo me è sì, deve essere un arco temporale, comunque limitato, non perché io sia tra coloro che sostengono che se sei capace, valido, comunque devi essere messo da parte. Io dico che se sei capace e valido puoi restare fin tanto che hai voglia, hai qualcosa da dire e hai qualcosa da fare in politica, di buono e di importante. Però credo che per essere libero devi avere un lavoro, devi avere una professione, devi sapere che c'hai una poltrona che è la tua, che non è quella che ti viene data in dotazione dalla politica. Solo quello ti può consentire di essere libero, se no sei ricattabile. E il compromesso per raggiungere certi risultati? C'è? Si sente? Avverte? Non mi appartiene. Forse per questo non raggiungo risultati. Non lo so. Senti, torniamo al registro, torniamo invece al valore simbolico di questo gesto. È vero, è un valore simbolico importantissimo, quello bisogna capire, non si sta a chi strumentalmente afferma di non sottoscrivere il registro, di non firmarlo perché non ha necessità di dimostrare che è contro l''ndrangheta, perché lo fa con le azioni quotidiane e quant'altro, insomma mi sembra, come dire, piuttosto anche banale come risposta, devo dire la verità. È chiaro che ciascuno di noi, l'abbiamo già detto, nella maggioranza firma ogni giorno il proprio no contro l''ndrangheta, però se dobbiamo dare un esempio, se dobbiamo prendere un impegno forte e soprattutto rivolgerci, come ci siamo già rivolti in questo momento, a chi poi detiene il potere di decidere, perché la politica ci gestisce, che ci piaccia o meno, e io credo che la politica non la debbano fare soltanto i parlamentari, i consiglieri regionali, la politica la dobbiamo fare noi, tutti, ogni giorno, con le nostre azioni. Allora cominciamo a fare un'azione seria, che prende un impegno preciso. Dice: io questa 'ndrangheta non la voglio, io non voglio che il resto del paese mi consideri in qualche misura legato alla 'ndrangheta, perché chi nega che nel momento in cui un reggino, un calabrese, tutto, no, si reca all'estero, si reca in Italia, nel resto del paese, nelle regioni più evolute, economicamente più sviluppate, non venga guardato con sospetto. Non è così, Attilio, non è così, perché io ho la fortuna, lo considero un grande privilegio, di fare la mia professione a Roma, a Milano, quindi comunque mi misuro con una realtà molto diversa dalla nostra, però c'è un pregiudizio iniziale. Chiaramente adesso io mica sono più giovane, no? Ho tanti di quegli anni anche di professione, per cui chiaramente mi si conosce, però il pregiudizio che ogni qualvolta entri in un ambiente nuovo per la prima volta, che ti associa all'idea di essere calabrese, di venire alla Calabria, e che è vero che tu superi senza nessuna difficoltà e addirittura poi vai a detenere ruoli di primo piano, però noi dobbiamo escluderlo il pregiudizio. Cioè la Calabria, se rinasce, deve intanto liberarsi di questo pregiudizio che c'è. Il registro serve a quello, a dire al resto del paese: c'è una cittadinanza numerosissima calabrese che ha preso un impegno serio, importante, ha messo una firma, è identificabile, cioè la firma ci identifica, ci consente di essere riconosciuti. Quindi andiamo, come dire, oltre, non abbiamo forme di vigliaccheria, non abbiamo forme, come dire, non abbiamo necessità di stare sotto traccia, lo diciamo chiaramente che noi l''ndrangheta qua non ce la vogliamo, che noi patti con l''ndrangheta non ne facciamo, che io mafioso, come dice e come ha detto sul palco, mi è piaciuto molto rivolgendosi agli studenti, il procuratore Lombardo, io mafioso mai. Mi piacerebbe fare politica attiva, nel senso con un ruolo di rappresentanza, con un ruolo un ruolo che
decisionale, che come avere la possibilità di incidere, no? Allora, guarda, io ci ho creduto per molto tempo e continuo a crederci. Poi negli ultimi tempi, come dire, ero tornata a tempo pieno perché io sono innamorata del mio lavoro, quindi fare politica comunque mi allontana in qualche misura dal mio lavoro che amo e che mi ha dato sempre delle grandissime soddisfazioni. Anche il registro nasce da un'idea del mio lavoro, è comunque legata alla mia formazione di avvocato civilista e io questo non me lo posso dimenticare. Però la passione di fare qualcosa per la terra, per la mia terra, sì c'è, anche perché forse anche c'è un aspetto egoistico. Io non mi rassegno all'idea di non poter dire un giorno ai miei figli tornate a lavorare in Calabria. Forse è per questo che mi piacerebbe cambiarla, forse è per questo che non mi sono rassegnata e non ho chiuso completamente le porte alla politica. Però accetterei i ruoli in misura di libertà, cioè potessi essere libera di portare avanti le iniziative che chiaramente si devono condividere, iniziative serie, cioè lavorare seriamente, altrimenti non mi interesserebbero. Niente. Cioè un numero non mi piacerebbe essere un numero irrilevante, ecco, una presenza evanescente, chiamiamola così, una presenza, come ha detto un giornalista tempo addietro, è arrivato un po' di colore nella tua parte politica. È una cosa che mi ha quasi traumatizzata. No, io mi auguro che le donne che arrivano in politica non arrivino per fare colore, arrivino per fare qualità. Quello mi auguro. Del resto, con la commissione che hai presieduto, pari opportunità, mi pare che siano tutti messaggi che hai già lanciato negli anni scorsi, no? E ho pagato un prezzo. Sì, io ho portato avanti la battaglia sono stata colei che ha relatrice. Hai pagato un prezzo? Perché credo che quando porti avanti con grande forza, grande personalità, determinate iniziative non sono, diciamo, comunque necessariamente condivise dalla tua area di appartenenza, in qualche misura, no, tendi ad essere emarginata. Comunque non è facile. Quindi ti senti non valorizzata dalla parte no, ma magari l'hanno anche fatto in buona fede, nel senso che magari hanno pensato che io non avessi le qualità per investire su di me, ecco, cioè, quindi io adesso non voglio essere così modesta dal dire ho tante qualità e la mia parte politica non le ha capite, magari la mia parte politica non me le riconosce quelle qualità, non so se mi spiego, non me le riconosce, quindi però... Hai sperimentato l'invidia, insomma... Ma quello credo che faccia parte del genere umano, certo. Quindi poi nella politica la maggiore esposizione, in politica viene enfatizzata sicuramente la forma di... Cioè ti aspettavi un po' di più, insomma? Sinceramente così? Sì, mi aspettavo sicuramente, credo di aver portato avanti dei risultati, credo che insomma con una commissione che aveva poco potere decisionale. Io ho provato a lasciare una traccia importante della mia presenza in quella commissione, ma della commissione tutta, che io ho avuto l'onore di presiedere. Quindi noi abbiamo portato avanti proposte di legge importanti a Attilio. Avremmo voluto utilizzare i fondi comunitari per dare un aiuto concreto alle donne che stanno in Calabria. Invece? Non ne hanno fatto passare nessuna. Le proposte di legge sono rimaste tutte... E allora che lo metti a fare una commissione di pari opportunità? Gli dà la possibilità di immaginare, di progettare, di sperimentare e poi non attui nulla. Che ce la metti a fare una commissione? Che ce la metti a fare? Bisognerebbe chiederlo a chi... Forse quella legge istitutiva della commissione è datata. Io ho provato anche a cambiarla, perché proprio per far capire che non necessitano i contenitori in politica per dare un contentino alle presenze femminili. Io vorrei che la commissione pari opportunità, le commissioni pari opportunità, gli organismi di pari opportunità, inteso nel senso tradizionale del termine, di come dire, difesa delle posizioni di genere, non ce ne fosse più bisogno. Io vorrei che non esistessero più. Ma oggi, voglio dire, fare una commissione di pari opportunità non credo ci sia la necessità di fare no, questo. Se la guardi sotto l'aspetto di quel tipo di battaglie sicuramente ce lo siamo già lasciati alle spalle, quindi pari opportunità io me la sono immaginata, ma facendo una forzatura su quella che era la mia legge istitutiva, io mi sono immaginata di occuparmi di disabilità, mi sono immaginata di occuparmi di povertà, quindi pari opportunità nel senso di uguaglianza.
Quindi a prescindere dalle battaglie di genere, non è una battaglia di genere, una commissione pari opportunità oggi deve guardare avanti, deve guardare, deve andare ben oltre. E quindi dare un'opportunità a un ragazzo... Quei temi di cui parlavi prima, insomma. Quei temi di cui parlavo prima, quei temi che io ho già sposato 7 anni fa, perché nel momento in cui mi sono insediata ho guardato con particolare attenzione al mondo femminile, al mondo della violenza di genere. Noi abbiamo mandato all'esame dell'Aula, dopo un mese del nostro insediamento, una mozione per la costituzione di parte civile nei processi a carico, diciamo, di violenza, che avevano per oggetto violenza su donne e minori. Quindi il mio primo atto, il mio bigliettino da visita all'insediamento della commissione è stato quello. L'Aula ha detto sì? L'Aula ha detto sì. L'Aula ha detto sì. E quindi l'idea di mettere in piedi un osservatorio sulla violenza, non abbiamo dati numerici, non sappiamo il fenomeno quanto è importante in Calabria, e non lo facevo soltanto limitando, diciamo, l'attenzione al mondo femminile, ma andavo oltre, perché anche quella è una cultura che in qualche modo può essere importante da sradicare in determinati ambienti. Cioè, se noi rendiamo le donne libere, no, abbiamo anche donne che partecipano di più all'emancipazione delle figlie, cioè, perché noi abbiamo in Calabria ancora un tasso di disoccupazione troppo alto, abbiamo necessità di emanciparci e non ti puoi emancipare se non lavori. Poi perché hai lasciato dopo? No, io devo dire la verità, nel momento in cui questo lo devo riconoscere, per onestà intellettuale di cui sopra, nel momento in cui è venuta meno la maggioranza di centrodestra, io ero espressione di quella maggioranza, la prima cosa che ho fatto quando si è insediato il Presidente Oliverio, ho rimesso il mandato. Io sono espressione di un'altra maggioranza e quindi lascio il mandato, ne faccia l'uso che ritiene. Il Presidente Oliverio però non le ha volute quelle dimissioni. Mi ero anche sorpresa perché, se vi ricordate, c'era stata una richiesta, sì, no? Venivano richieste dimissioni, sì, per cui io non ho aspettato che me le chiedesse nessuno, le ho anticipato, ma è una questione proprio di formazione mia. No, non mi ha detto no, assolutamente, stai facendo un buon lavoro, continua a fare il tuo lavoro. Io sono rimasta tutto il 2015, ma per un anno ancora in qualche modo mi sono occupata di pari opportunità, perché comunque non avevano nominato una commissione. La commissione è stata nominata dopo un anno alla fine della mia legislatura, quindi comunque, e poi hanno nominato una nuova commissione. Quindi hai fatto un passo indietro, insomma, necessariamente. Guarda, io credo che le regole partitiche ci sono e le ho sempre anche rispettate, nel senso che c'è una maggioranza di centrosinistra, era giusto che la Presidente fosse espressione di centrosinistra. Non ho trovato, come dire, discutibile questo tipo di scelta, proprio perché conosco le regole dei partiti politici. Senta, prego. Hai un punto di riferimento in politica? No? Mi devi precisare cosa intendi punto di riferimento? Punto di riferimento al quale guardare con attenzione, dal quale attingere. Allora, la mia è una formazione liberale, quindi questo dobbiamo dire. Certamente mi reputo una moderata, una che deve garantire diritti. Comunque credo che la politica abbia il compito precipuo di garantire diritti a tutti, quindi non potrei mai riconoscermi in movimenti particolarmente estremisti, diciamoli così, che li considero assolutamente fuori, e li guardo anche con preoccupazione, devo dirti, in alcune circostanze, perché credo che ci possa essere una certa deriva. Una deriva mi lascerebbe perplessa, tanto a destra quanto a sinistra, devo dire la verità. Mi piace l'idea di una moderazione, cioè la politica è anche osservanza delle regole e affrontare le tematiche con serietà, impegno e civiltà. Senti, aver promosso l'istituzione del registro ti ha tolto o ti ha aggiunto qualcosa? No, intanto credo che mi abbia aggiunto molto. Mi ha aggiunto intanto... Anche in termini di rapporti, in termini di solidarietà, di il mondo istituzionale sicuramente me lo sono ritrovato tutto a fianco, sebbene io non abbia mai avuto la difficoltà di lavorare con le istituzioni. Io avevo fatto, prima dell'istituzione del registro, vorrei ricordare che sono colei che nella qualità di Presidente della Commissione aveva chiesto un protocollo antiviolenza
alle prefetture, tutte le prefetture calabresi. Quindi diciamo anche in quella circostanza le istituzioni sono state molto solerti, molto partecipative, molto presenti. In termini di rapporti personali, tralasciando le istituzioni, sono quelle che poi chiaramente di cui, come dire, viviamo ogni giorno, no? Di cui ciascuno di noi, peraltro io sono come gemella, come ho detto, sono una che ama i rapporti umani, li ama molto, li amo per l'avvocatura, non è una casualità che io faccia l'avvocato e faccia anche politica, perché il rapporto umano mi piace moltissimo. Qualcosa me l'ha data, io mi sono ritrovata a fianco persone che avrei pensato un po' più distanti e qualcosa me l'ha tolta. In termini amicali? In termini amicali, sì. Qualcosa me l'ha tolta per delle prese di posizione che non ho condiviso, perché probabilmente io posso capire che un'idea non piaccia, ci mancherebbe, o anche in questo caso la formazione dell'avvocatura mi serve a capire che c'è sempre una parte e una controparte, quindi c'è sempre un'azione e una reazione, no? E non necessariamente la ragione sta nella parte che tu sostieni. Siamo in chiusura, definisciti con un aggettivo, vediamo quello che più in questo momento ti attaglia. Un aggettivo di me stessa mi sembra responsabile. Grazie a Giovanna Cusumano, grazie a quanti ci hanno seguito. Ci vediamo domani, arrivederci. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.